Il business delle acque nella lente di ingrandimento dei pubblici ministeri. Le 1500 pagine del decreto di fermo mostrano un vero e proprio sistema con dentro politici e uomini delle forze dell'ordine. L'ex presidente di Confindustria tira in ballo il governatore, mi chiedeva cosa fare, Fava vuole le dimissioni del presidente della regione. Premiate le associazioni di protezione civile agrigentine per il loro impegno anti-Covid, la cerimonia organizzata dalla provincia. Fontanelle ci crede, il comitato del quartiere agrigentino vuole realizzare l'Isola dell'Allegria, un parco giochi per bambini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del business delle acque. L'inchiesta Waterloo fa luce su Girgenti Acque. Le 1500 pagine del decreto di fermo firmato dai pubblici ministeri mostrano come l'azienda privata sarebbe stata retta da un sistema di corruzione, infedeltà e continui raggiri alle istituzioni. Dentro ci sarebbero stati anche politici e uomini delle forze dell'ordine. Un'azienda con 300 dipendenti, con al vertice Marco Campione, di fondo vari meccanismi che avrebbero agevolato l'imprenditore agrigentino. Il nostro direttore Arturo Cantella. Non sono mancate le reazioni del mondo della politica, dell'associazionismo sull'operazione Waterloo condotta dalla Procura di Agrigento e che ha visto decapitare il vertice della società Girgenti Acque con l'arresto di Marco Campione, altri suoi 7 collaboratori che con varie cariche svolgevano e avallavano con forte complicità le scelte dei vertici societari. Ad accelerare l'operazione e la chiusura delle indagini di questo primo filone a detta della Procura è stata la preoccupazione che gli inquirenti hanno avuto circa la possibilità di fuga dei vari responsabili delle società. Altro fatto determinante è stato anche il fallimento della stessa Girgenti Acque. A seguito di ciò la Procura ha anche dovuto aggiornare i capi di imputazione emessi verso i responsabili. Ricordiamo che l'interdittiva antimafia risale al 2018, l'indagine è stata portata avanti grazie a controlli serrati fatti di intercettazioni e riscontri amministrativi eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla DIA. L'esigenza di creare un pool blindato è stato manifestato dal procuratore Patronaggio, poiché le fughe di notizie erano un fatto che preoccupavano la Procura. Sono infatti diversi le forze dell'ordine che sono stati al momento indagati, un pool formato da magistrati, Salvatore Vella, procuratore aggiunto, dai sostituti Paola Vetro e Sara Varazzi, col coordinamento generale del procuratore Patronaggio, e che ha interessato un'ottantina di persone, per 50 di loro l'avvio delle conclusioni delle indagini. I fermati sono stati 8, tra cui Marco Campione nella sua qualità di presidente di Girgenti Acque, Calogero Patti, dipendente di Girgenti Acque, Angelo Piero Cutaia, direttore amministrativo, Gian Domenico Ponzo, direttore generale di Girgenti Acque, Francesco Barrovecchio, ingegnere, responsabile tecnico della società parallela creata ad hoc, Idortecne, Calogero Sala, direttore tecnico e di produzione di Girgenti Acque, e Gino Della Volpe, membro del CDA di Girgenti Acque. Altri indagati sono stati colpiti da ipotesi di associazione a delinquere, tra cui Michele Campione, amministratore delegato della G Campione SPA, Giuseppe Giuffrida, ex amministratore delegato e direttore tecnico, tra questi anche i componenti del collegio sindacale, il responsabile dell'area personale della società. Tra le ipotesi in concorso esterno in associazione a delinquere risultano Claudio Lusa, responsabile del team Deloitte e Tusci, Michele Calvello, Francesco Macina, quindi l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, Giovanni Pietruzzella, presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, Fulvio Riccio, consulente a contratto dell'autorità d'ambito ottimale della ex provincia. L'ipotesi di corruzione interessa anche un ex presidente della provincia agrigentina, un ex consigliere comunale, comandante di stazione carabinieri di Realmonte, di Aragona e del nucleo mobile di Agrigento. Varie le ipotesi di reato, tra cui quelli dei contributi elettorali irregolari al presidente dell'Arsi Gianfranco Miccichè, al deputato nazionale Francesco Scoma, quindi tra le altre reati quelli che vanno all'ipotesi di frode nelle forniture per l'acquisto dei contatori idrici in Cina. Voglio spiegare perché la Procura si è decisa ad effettuare dei fermi, che sono un po' un provvedimento diciamo pesante, anomalo, fermi che, ripeto ancora una volta, devono essere portati alla cognizione del GIP per la convalida e per la successiva emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Vi era un quadro probatorio estremamente grave, poi il collega procuratore aggiunto dottore Vella, che ha seguito personalmente le indagini,
e gli amici delle forze dell'ordine che ci hanno coadiuvato diranno in particolare questo quadro probatorio in che cosa si è caratterizzato, per cui un quadro probatorio caratterizzato da estrema gravità, accompagnato ad un concreto pericolo di fuga. Si sono aperti, come voi sapete, i viaggi dopo questa emergenza Covid, abbiamo registrato dei movimenti in partenza che ci hanno messo in allarme e per cui la Polizia Giudiziaria ci ha segnalato un concreto pericolo di fuga. Accompagnato, dico io, pure permettetemi questa battuta, anche da un concreto pericolo di fuga di notizie, perché quando si fanno indagini di questo tipo che colpiscono la pubblica amministrazione e in parte anche la politica, comunque la politica e l'amministrazione, il rischio della fuga di notizie è sempre molto alto. Altri elementi ci hanno indotto ad accelerare le fasi di questo procedimento e in secondo luogo va segnalato appunto che la dichiarazione di fallimento sia di Girgenti Acque che di Dordtechne. Sono due fatti sostanzialmente di una decina di giorni fa, fatti abbastanza gravi, che ci hanno indotto peraltro ad aggiornare le iscrizioni per ipotesi di bancarotta fraudolenta. Per cui a un danno per l'erario per i cittadini già abbastanza grave si è aggiunto un ulteriore danno che è quello che è stato provocato da questa bancarotta nei confronti appunto dei soggetti creditori. L'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, tira in ballo il presidente della regione, Nello Musumeci, dicendo: Musumeci mi chiedeva cosa fare e adesso mi ritrovo la regione siciliana parte civile in questo processo. Il presidente della commissione antimafia all'Ars, Claudio Fava, chiede le dimissioni del governatore. C'è il servizio. Faccio nomi e cognomi, tanto non mi possono querelare perché sono tutti atti pubblici, richieste ufficiali, email e tutto e incontri ufficiali. Lo scorso 11 giugno nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, Antonello Montante viene assentito nell'appello del processo in cui è stato condannato a 14 anni. L'ex leader di Confindustria Sicilia ci va giù pesante e dice: mi ritrovo la regione siciliana parte civile in questo processo, quando fino al 2018 con il presidente Musumeci ci chiamavamo Nelli e Antonello, veniva a Confindustria, aspettava anche ore perché gli impegni erano tanti per chiedermi esattamente che cosa doveva fare, quali erano le attività di sviluppo che doveva portare avanti. Voleva giocare a bocce, ci incontravamo a bocce, facevamo i pranzi in Confindustria, facevamo i pranzi a Palermo, ci vedevamo dappertutto. Parlo di cose istituzionali, non parlo naturalmente di cose private. Dai verbali di interrogatorio di Montante a Caltanissetta si apprende che le frequentazioni tra lui e il presidente Musumeci furono dunque assidue fino alla vigilia dell'arresto dello stesso Montante nel maggio del 2018 e che il presidente della regione lo avrebbe utilizzato come suo spin doctor per le politiche industriali della regione, nonostante Antonello Montante all'epoca fosse indagato da più di 2 anni per concorso in associazione mafiosa. Ciò che appare ancor più grave è che il presidente Musumeci, udito in commissione antimafia il 29 novembre del 2018, ha più volte ripetuto che gli unici suoi incontri con Montante erano quei 3 riportati nell'agenda dell'imprenditore e dunque risalivano tutti al 2015. Dal 2015 non ho più avuto né telefonicamente né personalmente rapporti con il dottor Montante, ha fatto mettere a verbale il presidente. Se Montante si è inventato tutto, comprese le molte partite a bocce, molti pranzi insieme, Musumeci avrebbe dovuto denunciarlo immediatamente per calunnia invece di tacere, come fa da quando si è preso sulla stampa di questa testimonianza. Se Montante dice il vero, Musumeci non può restare un minuto di più alla guida della regione, al di là dell'inopportunità di scegliersi nei suoi primi mesi di governo un indagato per mafia come consigliere economico. Resterebbe il fatto gravissimo di aver ripetutamente e consapevolmente mentito ad una commissione del Parlamento siciliano. A dichiararlo il presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava. A esaminare Montante nella prima delle udienze dedicate all'imputato eccellente sono i suoi legali Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, ma il fatto di vedere persone che ritiene vicine sul banco delle parti civili lo fa imbufalire. Il vicepresidente Armao, mio amico, una persona che stimo di grandissimo livello, dice ancora Montante, fino al 2018, prima dell'arresto, veniva a cercarmi decine di volte per dirmi esattamente quali erano le attività che dovevano portare avanti.
Sparatoria a Palermo, un uomo di 37 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in via Roccazzo. L'uomo che ha sparato è stato bloccato e picchiato da alcuni residenti nella zona e nel trambusto un terzo uomo che ha assistito alla sparatoria è stato colto da infarto. A sparare sarebbe stato il padrone di casa di un affittuario che non paga le mensilità. La persona vittima del malore è il padre dell'inquilino, condotto all'ospedale civico. Il padrone di casa, ferito anche lui, è stato soccorso dal 118 al Policlinico, così come l'infartuato. Indaga la squadra mobile. E la Guardia di Finanza festeggia 247 anni, impegno a tutto campo, bilancio, risultati conseguiti e misure di vigilanza economico-finanziaria del Corpo nel 2020. Vediamo. Si è svolto ieri 23 giugno presso la sede del Comando Provinciale di Agrigento una cerimonia a carattere interno per festeggiare l'anniversario del Corpo della Guardia di Finanza alla presenza del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Nell'occasione è stata data anche lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale. Un impegno, quello della Guardia di Finanza, a tutto campo contro la criminalità economica e organizzata, eseguendo oltre 12.000 controlli al fine di assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia Covid-19, nonché 3.000 interventi ispettivi e 83 indagini negli ambiti della propria missione istituzionale. In particolare sono stati scoperti 12 soggetti totalmente sconosciuti al fisco, sottratti alla tassazione circa 16 milioni di euro, scoperto 28 lavoratori in nero irregolari, denunciati 47 soggetti per corruzione, di cui 39 pubblici ufficiali, denunciati 88 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza, che hanno beneficiato impropriamente di oltre 900.000 euro, sequestrati oltre 9 milioni di euro alle mafie e proposto il sequestro per oltre 28 milioni di euro. L'impegno è continuato anche verso la lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali. Nel corso delle attività a contrasto dell'evasione, 12 soggetti totalmente sconosciuti sono stati individuati al fisco e segnalati all'autorità giudiziaria, 10 responsabili di reati fiscali, la scoperta di 28 lavoratori regolari in nero presso le ditte controllate. L'attività ispettiva in materia fiscale si è concretizzata in particolare con 121 interventi cosiddetti tradizionali, verifiche e controlli fiscali, 399 controlli degli obblighi strumentali, ricevute e scontrini, 994 controlli sulla circolazione delle merci e sui prodotti sottoposti ad accise e 16 milioni di euro segnalati all'Agenzia delle Entrate quale basi imponibili sottratte alla tassazione. La Guardia di Finanza ha effettuato anche un forte contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica. In particolare sono stati eseguiti controlli connessi all'erogazione dei contributi. Oltre 800.000 euro di contributi comunitari sono stati controllati dal Corpo delle Fiamme Gialle, di cui oltre 250.000 euro indebitamente percepiti, 1.400.000 euro di contributi nazionali e locali controllati e indebitamente percepiti, 420.000 euro di contributi nazionali e locali controllati, di cui 404.000 indebitamente percepiti e richiesti ad oltre 408.000 di euro sequestrati. Oltre 1.700.000 euro i contributi controllati nel settore della spesa previdenziale, di cui 1.600.000 indebitamente percepiti. In tema di anticorruzione sono stati denunciati 47 soggetti, di cui 39 pubblici ufficiali, accertato un valore delle condotte di peculato per circa 700.000 euro. C'è stata anche una vasta lotta alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria. Tra questi indagini patrimoniali contro la mafia, sequestro per un valore di circa 9 milioni di euro, proposte di sequestro per oltre 28 milioni di euro e sono stati confiscati beni per oltre 1 milione di euro. In questo ambito sono stati eseguiti 6 accertamenti patrimoniali nei confronti di 34 persone fisiche e giuridiche. In via preventiva, su richiesta dei prefetti, sono stati altresì svolti 800 controlli in materia di certificazione antimafia, volti a autorizzare le imprese a partecipare a gare pubbliche. Nel comparto dei reati fallimentari e concorsuali sono state accertate distrazioni di beni per oltre 4,7 milioni di euro, 10 persone tratte in arresto, 16 persone denunciate per reati di bancarotta fraudolenta.
Quindi un vasto controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti via mare. Nell'attività di controllo del territorio sono state altresì impiegate 400 pattuglie destinate tanto ai controlli su strada quanto al concorso al mantenimento dell'ordine pubblico. Sul fronte antidroga è continuato l'impegno dei reparti della provincia finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle sostanze stupefacenti di vario tipo. Nel contrasto all'immigrazione clandestina è proseguito lo sforzo congiunto dei reparti del corpo, ordinari aeronavali. In sintesi, da parte dei comparti terrestri sono stati effettuati circa 360 interventi con l'impiego di 1000 militari. Mercenari e migranti, naufragi e intrighi, arriva all'atto d'accusa della Procura internazionale dell'Aia che imputa alla Libia l'impunità di cui godono i trafficanti e ai partner di Tripoli, tra cui Italia e Europa, di non essersi impegnati per prevenire ulteriori tragedie e crimini. Vediamo. È il sacrificio di cui nessuno o pochi parlano. È il sacrificio di uomini e donne spesso costretti a sevizie e manie, è il sacrificio di padri, madri, bambini. Lo stesso sacrificio vissuto dai nostri pescherecci, quelli della marineria di Mazara del Vallo, oggi bersagliata più che mai. La storia e la cronaca in questo ci aiutano. Uomini, lo ricordiamo, dapprima costretti ad una prigionia durata 108 lunghissimi giorni in quella faccia più selvaggia e probabilmente retrograda della Libia, poi uomini costretti a subire spari e mitragliate. Nella prova Giuseppe Giacalone, anche lui mazzarese, rilasciato praticamente subito ma ferito dal vetro balzato in testa per colpa delle pallottole. Sono loro il volto oscuro delle milizie selvagge, bocche che si nutrono di carne umana. Ma un diktat oggi c'è. Le forze straniere e mercenari presenti in Libia devono essere immediatamente ritirati e il settore della sicurezza deve essere riformato e messo chiaramente sotto un'autorità e un controllo civili e unificati. È la conclusione della seconda conferenza sulla Libia che si è tenuta a Berlino sotto l'egida dell'ONU, a cui hanno partecipato una decina di paesi. Le notizie dell'ultima mattanza di poche settimane addietro con 50 persone negate e altri 2 barconi dispersi si legano all'atto d'accusa della Procura internazionale dell'Aia che imputa proprio alla Libia l'impunità di cui godono i trafficanti e ai partner di Tripoli, tra cui Italia e Unione Europea, di non essersi impegnati per prevenire ulteriori tragedie e crimini. Gli investigatori del Tribunale internazionale dell'Aia continuano a ricevere informazioni sui crimini ancora in corso che vanno dalle sparizioni o detenzioni arbitrarie a omicidi, torture e violenze sessuali e di genere. Si legge così nell'ultima relazione semestrale consegnata dalla procuratrice Fatou Bensouda al Consiglio di sicurezza ONU. Fra le ultime tragedie, Bensouda sta investigando anche sull'omissione di soccorso e lo scaricabarile tra Italia, Malta e Libia, quando furono lasciate affogare 130 persone che da 2 giorni chiedevano soccorso e la cui esatta posizione era stata segnalata anche da un aereo di Frontex. I recenti report su un altro naufragio nell'ultima settimana di aprile 2021 che ha portato alla morte di oltre 100 migranti, così come report sul continuo abuso e sfruttamento dei migranti, si legge ancora nella relazione, sottolineano l'urgente necessità per le autorità nazionali, paesi, partner e le agenzie di intensificare i loro sforzi per prevenire ulteriori tragedie e crimini. Fino ad ora la Corte Penale ha avuto le mani legate dal mandato del Consiglio di sicurezza che nel 2011 aveva autorizzato investigazioni per i soli crimini di guerra, lasciando così campo libero ai trafficanti di esseri umani. Nonostante si parli di progressiva stabilizzazione, niente è davvero cambiato per gli stranieri. L'Aia anche in questi ultimi giorni documenta crimini su larga scala, violazioni ampiamente denunciati per anni, ma finora nessuno è stato ritenuto responsabile. La missione ONU a Tripoli, secondo quanto riporta la procuratrice Bensouda, riferisce che più di 8.850 persone sono detenute arbitrariamente in 28 carceri ufficiali in Libia sotto la custodia della polizia giudiziaria, con una percentuale stimata tra il 60 e il 70% in custodia cautelare. Altre 10.000 persone sono detenute in altre strutture di detenzione gestite da milizie e gruppi armati, tra cui 480 donne e anche bambini. Ad oggi però le Nazioni Unite non hanno libero né facile accesso ai luoghi di reclusione. L'ONU ha chiesto a Turchia e Russia di richiamare indietro i mercenari
Molti però non avrebbero intenzione né sufficienti garanzie per un rientro morbido, specie fra i medio orientali arruolati dalla Turchia, che però non li rivuole tra i piedi. Il timore è che Erdogan, dopo le aggressioni ai pescherecci italiani, ancora di più siciliani, nella fattispecie Mazzaresi, e le accuse di Draghi che lo ha dipinto come dittatore, possa spingere ex combattenti a rifarsi una vita in Europa, spaventando le autorità italiane e innescando nuove tensioni politiche interne. C'è un filo spinato che lega due realtà, entrambe lecite e preponderanti, specie in una terra come la nostra, terra calda non solo per il clima, terra accogliente, amica, ponte che collega l'Europa, crocevia di culture diverse ma intrinseche, e così proprio in funzione del ruolo che questa isola ricopre nel Mediterraneo non è difficile che popoli su popoli ci scelgano come punto di approdo. Il fenomeno si inquadra in una catena ormai indissolubile di migrazione, spesso selvaggia ed incontrollata. La Sicilia si fa carico di corpi spesso inermi e giacenti in mare, vede sbarcare da navi di mera fortuna madri, bimbi in fascia, ragazzi carichi di speranze, padri in cerca di fortuna, la stessa che può essere equiparata alla facoltà legittima di racimolare un pezzo di pane. Eppure, secondo le stime, sono circa 20.000 i migranti sbarcati quest'anno che rischiano di rimanere tutti ancorati al territorio italiano. Sono stati migliaia a mettere piede a Lampedusa negli scorsi giorni, favorevoli il clima e il mare piatto. Secondo Mario Draghi, se non integriamo i migranti, produciamo potenziali nemici ed esseri ostili. Lo ha detto alla Camera intervenendo in vista del Consiglio europeo previsto per oggi e domani, vertice in cui si parlerà anche della gestione dei flussi migratori verso l'Europa. Su esplicita richiesta dell'Italia serve un'alternativa di lungo periodo per fare in modo che nessun paese sia lasciato solo. Il patto sulla migrazione e l'asilo proposto il 23 settembre del 2020 dalla Commissione europea ha il merito di ricercare un cambio di prospettiva. Il negoziato sul patto dimostra tuttavia che c'è ancora molto da lavorare. Solo qualche numero. 21 giugno 2021 un barcone con a bordo 93 persone è stato intercettato nel pomeriggio a circa 20 miglia da Lampione dalla motovedetta della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. 20 giugno 2021 2 sbarchi nella notte a Lampedusa, tutti dopo un primo triage sanitario. Sono stati condotti nell'hotspot, anche qui di Contrada in Briacula. 23 giugno 2021 ha lasciato Lampedusa a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, destinazione un centro per minori non accompagnati della Sicilia. Si tratta del quindicenne egiziano sbarcato lunedì sulla più grande delle Pelagie, con indosso una maglietta molto simile a quella di una divisa operativa della polizia, ed il giovane certamente ha lasciato il segno, soprattutto nei soccorritori. In tanti anni di servizio non era mai capitata una cosa del genere, dicono all'ADN Kronos. Viaggiava da solo il giovane migrante che sogna di diventare poliziotto, senza famiglia, senza amici e senza neppure un cellulare in tasca, solo un biglietto con il numero di telefono di casa e una speranza a trovare un lavoro, magari proprio come agente di polizia. La faccia pulita, quella di un bravo ragazzo, quando ci ha visti si è illuminato, guardava noi in divisa con gli occhi pieni di gioia, felice di essere arrivato in Italia, ma anche perché finalmente vedeva i veri poliziotti italiani. Cosa si fa per diventare agente? Ha chiesto subito a bordo di una carretta del mare, una di quelle imbarcazioni fatiscenti utilizzata dagli scafisti. Ha affrontato la rotta più mortale del Mediterraneo. A casa ha lasciato i genitori e i fratelli. Mio padre è un insegnante, ha detto ai soccorritori, non trovando lavoro. Però il papà del giovane migrante che sogna di indossare la divisa italiana si è adattato a lavare auto. Così, con il poco denaro rimasto in tasca, in un mercatino di Tripoli prima del suo viaggio della speranza, ha comprato una fedele riproduzione della maglia indossata dai poliziotti, con tanto di alamari ma senza gradi. Quando l'abbiamo visto siamo rimasti di sasso, un giovane che indossava la nostra stessa maglia, dicono i poliziotti. L'emozione più forte, vedere la gioia nei suoi occhi appena ci ha visto, poiché si è sentito fra colleghi giusto il tempo di una fotoricordo, poi le procedure di triage e il trasferimento nell'hotspot di Lampedusa. Chissà che non possa realizzare il suo sogno, concludono i soccorritori.
L'ex provincia di Agrigento, oggi libero consorzio retto dal commissario Vincenzo Raffo, nel corso di un'apposita cerimonia a cui ha partecipato anche il prefetto Maria Rita Cocciufa, ha consegnato dei riconoscimenti ai volontari delle associazioni di protezione civile agrigentine per il loro impegno anti-Covid. Arturo Cantella. Consegnati nel corso di una cerimonia svoltasi nell'aula consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio di Agrigento gli attestati di riconoscimento alle associazioni di protezione civile della nostra provincia per l'impegno durante l'emergenza svolta nel Covid-19, alla presenza del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, del commissario straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo e del direttore del settore territorio, ambiente e protezione civile Achille Contino. I riconoscimenti sono andati alle Giube d'Italia di Aragona, allo SDAV di Agrigento, alle OP di Porto Empedocle, di Ribera, ai Falchi di Palma di Montechiaro, alla compagnia Giube Verdi di Casteltermine, alle Giube d'Italia di Raffadali, alle Giube Verdi di Castrofilippo, ai Vigili del Fuoco in congedo di Naro, al Gise di Agrigento, alla Confraternita di Misericordia di Realmonte, ai Vigili del Fuoco in congedo di Sciacca, all'Associazione Grifoni di Favara, ai Finanzieri d'Italia, al Gruppo Comunale Palma di Montechiaro, alla Sirlenz CB, alla Emergency Life, alla PA Provisis, alle Giube d'Italia di Santa Elisabetta e alla Croce Rossa di Agrigento. È un riconoscimento a cui ho ritenuto veramente di aderire, perché in questi mesi, in questi lunghi mesi, il volontariato, il mondo del volontariato è stato veramente protagonista, non solo per tutti i servizi svolti in occasione della campagna vaccinale, ma prima anche per i tamponi e poi anche in quelle attività di vigilanza che abbiamo attivato in occasione dell'istituzione delle zone rosse. Quindi veramente un grazie a questa attività che le associazioni e ogni singolo volontario hanno svolto in questo periodo, che ovviamente insieme poi alle attività delle forze dell'ordine è stata assolutamente determinante per meglio gestire una fase così difficile della nostra storia. Comunque bisogna sempre attenzionare la guardia. Guardi, adesso è un momento un po' ancora più complicato, perché con la zona bianca, con adesso la possibilità a breve, cosa di cui siamo molto felici, di togliere le mascherine, bisognerà stare sempre attenti. Io non manco mai e non mi stanco mai di fare appello alla responsabilità delle persone, perché tanti vaccini sono stati fatti, ma tanti vaccini dovranno ancora essere fatti e quindi dobbiamo stare sempre attenti e vigili. Era doveroso da parte nostra riconoscere l'impegno che è stato profuso in questo periodo così particolare, dove sono stati impegnati giornalmente, senza limite di orario, tutti i componenti delle associazioni. Possiamo dire che un battaglione è stato messo in atto sul territorio, impegnato, perché 350 uomini sono un bel numero e questo fenomeno mi ha fatto veramente apprezzare quella che è la volontà degli agrigentini del territorio della provincia a essere presenti quando è necessario con il loro apporto in questi servizi essenziali al fine di contenere il fenomeno del virus che circola in mezzo a noi. Sì, oggi abbiamo avuto questo bellissimo riconoscimento ed è un riconoscimento che va a tutti i volontari che in questo anno e mezzo si sono prodigati veramente in modo stupendo e superlativo. Era ovvio che speravamo di non fare mai questi servizi, che significava che non c'era questa emergenza Covid, però veramente l'amministrazione della provincia e della prefettura hanno dato un riconoscimento a tutti i volontari. La nostra associazione è stata costituita non molto tempo fa, però abbiamo avuto subito parecchi input per poter mettere in atto subito lo spirito del volontariato che ci riunisce. Infatti già nel periodo del lockdown i nostri volontari sono stati impegnati a 360 gradi a coadiuvare la Polizia Municipale per il mantenimento delle zone rosse. Abbiamo percorso quasi 1700 km nelle vie del paese con le nostre autovetture. In più abbiamo fatto consegna di derrate alimentari ai bisognosi. Abbiamo coadiuvato il servizio solidarietà sociale del Comune alla predisposizione e alla consegna dei buoni spesa, dei buoni bebè, talvolta anche per famiglia, andando a casa, domiciliare. Ultimamente abbiamo predisposto un servizio
con l'ufficio di protezione civile comunale, che però è stato ideato da noi questo servizio. All'inizio, quando ci sono state le prime prenotazioni per gli ultraottantenni, abbiamo aperto un ufficio dove noi volontari facevamo le prenotazioni in nome e per conto delle persone anziane. Ma l'iniziativa è stata voluta fortemente dal commissario e dal prefetto, perché queste associazioni di volontariato in questo anno di pandemia sono state indispensabili per affrontare tante problematiche. Sono stati presenti nel triage, sono stati presenti nelle ricerche delle persone scomparse, sono stati presenti al centro tamponi di Pezzale Caos, sono stati presenti da più di 4 mesi costantemente ogni giorno e numerosi al centro vaccinale. Si riteneva giustamente il commissario e il prefetto che fosse giusto è necessario ringraziarli singolarmente, ciascuna di queste associazioni, per il contributo che hanno dato. Siamo in guerra, c'è un nemico invisibile che bisogna sconfiggere al più presto, e le associazioni di volontariato sono stati coloro che hanno fatto la differenza. Il Parco Letterario Luigi Pirandello di Piazzale Caos dallo scorso 22 novembre ha dato massima disponibilità in termini di luce, servizi igienici, dispositivi di sicurezza al centro tamponi nato per fronteggiare l'emergenza Covid. Lo afferma Barone, presidente del Parco Letterario, che spiega di come, in collaborazione con il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e con l'azienda sanitaria provinciale, sia stato dato un servizio, ma oggi, sottolinea spiaciuto Barone, è stata staccata la corrente elettrica. Dal canto suo l'ASP invece riferisce il regolare pagamento delle bollette e comunica che si sta già cercando la causa del disguido e la pronta soluzione. L'Isola dell'Allegria di Fontanelle, un sogno che vuole diventare realtà grazie ad una raccolta fondi organizzata dal Comitato del quartiere di Agrigento. Ci racconta tutto Eugenio Cairone. L'Isola dell'Allegria, ovvero il nuovo spazio ludico nel quartiere di Fontanelle, sta per diventare realtà. È un sogno che si realizza grazie alla collaborazione di tutti, dal Rotary Club di Agrigento alla concessionaria Renault. Un parco giochi che potrà ospitare anche bambini disabili, ma intanto arricchisce un angolo al centro di Fontanelle. Sì, ci siamo partiti, l'Isola dell'Allegria inizia a prendere forma. Quasi un annetto fa, come comitato di quartiere, con la buona volontà, con l'impegno che ci contraddistingue, ci lanciamo in questa bella avventura. Un'idea che parte da chi poi vive questa zona, come Alfonso, Sandro, e che in qualche modo, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, si cerca di riappropriarci e valorizzare gli spazi sotto casa. E grazie anche alla collaborazione dell'architetto Roberto Gallo Afflitto ne è nata una piacevole riqualificazione della zona. Ecco, stavo per chiedere proprio, il comitato gode della presenza di professionisti come appunto l'architetto Gallo? Sì, all'interno del comitato e non solo, possiamo anche ambire a questo tipo di coinvolgimento che sicuramente arricchisce e impreziosisce l'operato anche del comitato. Per realizzare l'opera avete promosso l'iniziativa dei salvadanai nel quartiere. Sì, parte come un progetto di solidarietà e partecipazione comunitaria per la realizzazione appunto di un parco giochi inclusivo. Abbiamo lanciato questa campagna e sicuramente se siamo riusciti oggi a essere qui e ad avviare i lavori dobbiamo dire grazie a chi attraverso delle donazioni crede in noi e continua a farlo, come il Rotary Club di Agrigento, la concessionaria Renault, il Movimento 5 Stelle nella persona anche di Marcella Carlisi, che ringraziamo per un gesto ricco di significato importante, ed ancora l'impresa Zambuto Costruzioni, le farmacie Unità d'Italia e Baio e l'Isocart, oltre ovviamente agli abitanti del quartiere e non solo, e anche io li chiamo i fontanelliani che ormai per motivi di lavoro e di studio sono fuori, sono stati i primi ad aderire a questo tipo di iniziativa, non solo con un contributo economico, ma trasmettendoci l'energia, la voglia di andare avanti e che continuano a credere in questa sfida.
Possiamo dare una data approssimativa riguardo l'inaugurazione? Siamo alle battute finali, manca veramente poco e sicuramente un invito per chiunque ad aderire a questa campagna, a questo progetto di solidarietà, per riuscire a raggiungere la cifra per l'acquisto di questi giochini. Perché questo? Perché crediamo fortemente che un'area possa sicuramente valorizzarsi e mirare a regalare tanti sorrisi a grandi e piccoli e sicuramente a dire a Christian, un ragazzo speciale della nostra zona, che ogni tanto i sogni si realizzano. Ecco, c'è un muro, un altro muro qui vicino, possiamo anticipare come verrà realizzato, come verrà abbellito? Questo muro, attraverso anche il progetto che seguiamo come partner all'interno della scuola e attraverso il laboratorio di ceramica, verrà ripreso, valorizzato con un tema molto bello, colorato. Non vogliamo in questo momento spoilerare nulla, ma nei prossimi giorni, probabilmente anche nel mese di luglio, riusciremo anche ad abbellire questo spazio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Porto Empedocle premia le eccellenze del territorio, i giovani che si sono distinti nell'ambito sportivo e sociale. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal neoassessore Marzia Filippazzo. Vediamo. Evidentemente noi abbiamo delle eccellenze in tutti i campi e su questo dobbiamo puntare, sull'orgoglio di essere marinesi. Questa città, ogni angolo, c'è nei libri di letteratura, è immortale. Quindi dovunque andrete, voi che ora siete piccini, dovreste rivendicare l'orgoglio di appartenere a una grandissima realtà, piccola come abitanti, piccola per ora che è stata in una grandissima difficoltà, e io lo devo dire per virtù di una mala politica precedente, però oggi stiamo risalendo la china, ci stiamo assestando, stiamo tornando nelle condizioni per andare verso un futuro diverso, radioso, migliore. E quindi abbiamo pensato di cominciare da voi. Marzia ha detto che fa, cominciamo con gli sportivi, è una manifestazione itinerante che non si chiuderà oggi, perché saranno premiati via via, identificheremo varie persone e faremo appuntate, anche perché farle tutte insieme in questo periodo non era possibile con le normative del Covid, perché si sarebbe creato assembramento eccetera. Andrea Camilleri ci diceva che un euro investito in cultura produce 5 euro di ritorno dal punto di vista economico, quindi investire in questa che è la nostra realtà è davvero una cosa enorme e utilissima. Investono in cultura, investono nell'ambiente, tutte le cose che a noi stanno a cuore e dovrebbero stare a cuore tutti voi, dai piccoli ai grandi. Infatti questa iniziativa nasce appunto per questo, per premiare le eccellenze bedocchine dei giovani, le persone che hanno dato tanto in questo periodo di pandemia, dei piccoli ai più grandi. E con i piccoli premi, questa è una delle prime, ce ne saranno delle altre. Poi speriamo che a fine estate potremo fare una manifestazione dove loro appunto si esibiranno. Parliamo invece di scrittura, con l'endocrino Alberto Prestia. Alberto Prestia, per chi non lo conosce, è autore di un libro che è stato pubblicato ultimamente, che è in vendita anche da Argento alla Mondadori, ma nelle migliori librerie lo trovate, un libro che si chiama In ordine crescente, di cui è autore, e lo troviamo anche su Amazon, giusto? Nelle migliori librerie. Quindi si chiama In ordine crescente, un libro che ha fatto comunque il suo successo, un libro di poesia, eccolo qua. Dove un applauso più grande! È il primo in assoluto della categoria che si chiama Man Physique 275, giusto? E tra l'altro non si ferma soltanto qui, perché ha anche partecipato di recente ad un'altra gara molto importante a Milano per entrare come atleta professionista e quindi aprirci magari le porte a questi europei in passato. Un applauso allora a Piero Lamberto, perché è un grande talento del tennis, mi sembra la prossima, parliamo di un tennista. Gare federali a livello provinciale e fa parte del club Sporting Club Bella Vista.
40 anni, probabilmente oggi si chiama Kerken Gym Team, sono le nostre atlete di ginnastica artistica. Noi nel nostro piccolo siamo contenti di partecipare perché davvero queste bambine hanno avuto il merito di non essersi fermate, di aver tenuto duro, insomma, nonostante il periodo non sia stato davvero dei migliori. Hanno faticato tanto, però ci siamo posti degli obiettivi, loro li hanno raggiunti, abbiamo davvero, siamo veramente molto orgogliosi di questo e felici di partecipare. Basket, il sogno per la Fortitudo di tornare in A2 dopo solo un anno finisce a Chiusi. Agrigento ha lottato per 5 partite senza arrendersi mai. Alla fine di una bella e combattuta gara 5 vince Chiusi con il punteggio di 69-62. Il presidente dell'Acragas Calcio, Sonia Giordano, diffida chiunque a diffondere notizie sul futuro della società che non sia lei. Non è infatti carino, dice in una nota, illudere la tifoseria sul futuro che è ancora tutto da decifrare. Non è onesto promettere cose che non si potranno verificare solo per accaparrarsi la simpatia dei tifosi. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la sconfitta avvenuta domenica scorsa nel campo di Mazzara del Vallo contro la San Cataldese, partita decisiva e secca per la promozione in Serie D, persa dalla Società dei Templi per 3-0, la presidente dell'Acragas, Sonia Giordano, smentisce categoricamente le dichiarazioni sul futuro della squadra e delle società apparse recentemente su alcune testate giornalistiche. La presidente Sonia Giordano afferma come le dichiarazioni rilasciate alla stampa sono prive di ogni fondamento, nessuno è stato autorizzato a rilasciare alcun tipo di intervista e leggere quel tipo di dichiarazioni che sottolinea sono prive di ogni fondamento. È stata sicuramente un'uscita poco felice. A oggi, continua Sonia Giordano, l'unica persona titolata a rilasciare dichiarazioni alla stampa sono io, che sono la presidente, ed è mia intenzione parlare con la verità ai tifosi e alla città intera. Non è infatti per nulla carino illudere la tifoseria sul futuro che è ancora tutto da decifrare. Ai tifosi bisogna parlare con le carte e i documenti alla mano e solamente quando si ha la certezza che l'obiettivo si possa raggiungere o subito dopo averlo centrato, come piace fare a me. Non è onesto promettere cose che non si potranno verificare solo per accaparrarsi la simpatia dei tifosi. Dalla scorsa domenica, con la fine della stagione, sono cessati i rapporti contrattuali in essere e pertanto nessuno è autorizzato a rilasciare dichiarazioni alla stampa in nome e per conto della società Acragas 2018. Qualsiasi notizia, continua Sonia Giordano, o dichiarazione rilasciata da chi che sia, non dovrà essere presa in nessuna considerazione perché è priva di ogni fondamento. Mi preme sottolineare alla stampa e ai tifosi che dopo la conclusione di questa stagione sportiva sto valutando attentamente come programmare il futuro della società. Al momento sono ancora molto delusa e amareggiata, non solo per la sconfitta, ma anche per alcuni atteggiamenti che non mi sono per nulla piaciuti. Ho seguito la partita contro la San Cataldese in gradinata accanto ai tifosi e ho visto quanto amore hanno nei confronti della squadra. Non è giusto illuderli, ma essere corretti con loro. Sto valutando, conclude Sonia Giordano, una serie di cose e nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa dove saranno affrontati i temi inerenti al futuro dell'Acragas Calcio. Speciale FGC in onda su TVA stasera alle 21 e domani alle 16. Ve ne mostriamo uno stralcio. Una trasmissione speciale di A Tutto Campo FGC condotta dal collega Carmelo Lentini è stata registrata dalla nostra emittente che andrà in onda stasera alle 21 e domani alle 16. Con il responsabile della FGC Stefano Valenti, coordinatore delle attività giovanili in Sicilia, e Angelo Caramanno, presidente provinciale FGC Lega Nazionale Dilettanti LND, per fare il punto sul futuro del settore dopo la lenta ripresa che sta avvenendo post-Covid-19. Nel corso della trasmissione speciale sono stati anche sentiti sia l'assessore Ciulla allo sport del comune di Agrigento che il consigliere comunale Gerlando Piparo, anticipandoci anche qualche
qualche novità sul campo di calcio dell'Esseneto, che a breve sarà presentato, un progetto che vedrà anche un restyling del manto erboso e dei servizi aggiuntivi che saranno ampliati. Lentini ha anche intervistato Sandra Morgana, nuovo presidente della FIGC Sicilia, che ha anche annunciato imminente vaccinazione degli atleti e dei giocatori, mettendoli così in sicurezza. Di per sé la ripresa a settembre dovrebbe andare in una condizione, diciamo, di relativa serenità, perché si prevede che a settembre ci saranno oltre 40 milioni di italiani vaccinati. Io credo che quelli che non saranno vaccinati saranno quelli come me, immuni, perché avendo contratto il Covid hanno ormai si calcola che hanno un periodo di immunità che va dagli 8 ai 12 mesi, ma c'è un terzo elemento che io voglio dire per la prima volta oggi in questa trasmissione. Sabato, grazie ad una convenzione, ad un protocollo sottoscritto tra il CONI e la regione siciliana, inizia la campagna vaccinale per tutti gli atleti, e sabato sarà la prima giornata presso il CTO a Palermo, per tutti gli atleti del sistema sportivo siciliano. Questa è una bella novità. Faccio attraverso questa emittente un appello a tutti i nostri calciatori, a tutti i nostri giovani calciatori, e cioè vaccinatevi, 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 perché attraverso la vaccinazione noi andiamo incontro alla normalità, perché attraverso la vaccinazione noi possiamo giocare nei campionati di settore giovanile, nei campionati delle attività che gestisce Stefano, nei campionati dei dilettanti in assoluta tranquillità. Quindi vaccinatevi. Andiamo ad Alcara Lifusi perché salta anche quest'anno la festa del Muzzuni, tra le più antiche di Sicilia. Vediamo. Anche l'edizione Festa del Muzzuni 2021, che avrebbe dovuto aver luogo oggi 24 giugno, salta come è stato annunciato dal sindaco Ettore Dottore. E così la festa pagana, tra le più antiche d'Italia, risalente a circa 3.000 anni fa, va in soffitta per il secondo anno consecutivo. Pur essendo migliorati i dati relativi alla pandemia, si legge nell'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione comunale, le disposizioni governative attualmente prevedono la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 luglio 2021. Al fine di mantenere viva la tradizione, comunica ancora l'amministrazione comunale alcarese, saranno messi in onda filmati relativi alle precedenti edizioni e animazione del paese con la diffusione di musiche della tradizione folcloristica popolare tipiche della festa del Muzzuni. Ci si augura che per l'edizione 2021 si possa tornare alla normalità e poter ridare alla festa del Muzzuni la consueta rilevanza storico-culturale. L'evento da sempre ha rappresentato per la comunità, per i numerosi visitatori e per le situazioni un appuntamento di particolare rilevanza sia sotto il profilo storico-culturale che turistico, un cardine della memoria storica del paese e delle tradizioni del territorio dei Nebrodi e della Sicilia. Onda TV e Onda TV Giovani riproporranno nella giornata di oggi alcuni degli speciali approfondimenti realizzati sulle precedenti edizioni della festa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.